Buongiorno a tutti. Ci mettiamo in ascolto del Vangelo di questa settimana che è stato proclamato in tutte le nostre chiese ieri, domenica. È tratto dal Vangelo secondo Matteo. Gesù riprese a parlare loro in parabole e disse: È simile il regno dei cieli a un re il quale fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare coloro che erano stati invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi dicendo: Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già stati macellati, e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma essi, non curanti, andarono chi ai primi campi, chi ai primi affari. Altri poi, presi i servi, li maltrattarono e li uccisero. Il re, adiratosi, inviò i suoi eserciti ad annientare quegli omicidi e a incendiare la città. Dice quindi ai servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle vie e chiamate alle nozze tutti quelli che troverete. Andarono quei servi per le vie e radunarono tutti quelli che trovarono, buoni e cattivi. E così la sala si riempì di commensali. Entrato il re a vedere i commensali, trovò là un uomo che non indossava la veste nuziale. Gli dice: Amico, come mai sei entrato qui senza la veste nuziale? Egli ammutolì. Allora il re disse ai suoi servitori: Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre esteriori. Là sarà pianto e stridore di denti. Infatti molti sono chiamati, ma pochi eletti. Nel racconto che abbiamo appena ascoltato, Gesù descrive il regno di Dio come una grande festa, un banchetto di nozze al quale vengono invitati tutti coloro che sono gli amici dello sposo. Quante volte sarà capitato anche a noi di preparare una festa, di metterci tutto l'impegno per renderla bella e poi la delusione, perché coloro che sono stati invitati dicono abbiamo dell'altro da fare, dobbiamo andarci a prendere l'aperitivo di qua, dobbiamo andare al mare, dobbiamo andare a sciare e la festa rimane deserta. Gesù però non si dà per vinto e invita i suoi servitori ad andare per tutte le strade e a far entrare tutti coloro che desiderano. Desiderano fare festa, desiderano stare insieme, senza alcuna distinzione. Questo aspetto del senza alcuna distinzione ci deve far riflettere molto, perché noi pensiamo che nel regno di Dio, cioè nella vita in Gesù, possano entrare soltanto coloro che si comportano bene, coloro che sono bravi, sono obbedienti. Invece Gesù fa entrare tutti. Quando tutti sono entrati nella sala della festa, entra l'organizzatore e controlla che sia stato rispettato il dress code, proprio come nelle feste organizzate da voi. L'abito è importante, non tanto l'abito firmato, griffato o chissà che cosa. È importante perché dice anche la nostra interiorità, il nostro modo di essere, il nostro modo di disporci e l'importanza che attribuiamo al momento che stiamo vivendo. Naturalmente nella parabola Gesù non parla dell'abito, delle vesti fisiche, rimanda all'interiorità. Colui che viene trovato senza l'abito nuziale è una persona che non è disponibile a lasciarsi incontrare né dall'organizzatore della festa, in questo caso Dio, né tantomeno dagli altri. È uno che canta fuori del coro, che non vuole stare insieme, che non vuole fare festa, non è nella disposizione d'animo di trovarsi insieme e di condividere. Mi sembra allora che ci possano essere due cose particolarmente importanti che traiamo da questo brano del Vangelo. La prima, l'essere con Gesù è fare festa, non è una cosa noiosa, non è una cosa che ci rattrista, è una cosa che ci riempie di gioia. Seconda indicazione, non importa essere buoni o cattivi, l'importante è avere nel cuore la disponibilità a lasciarsi incontrare da Lui e quando noi ci lasciamo incontrare da Lui perché con Lui facciamo festa, allora anche il nostro cuore può cambiare, anche se siamo cattivi possiamo diventare buoni.
In tutto questo c'è di esempio Santa Teresa del Bambin Gesù, Santa Teresa di Lisieux. Questa piccola santa, pensate, morta soltanto a 24 anni, scrive una cosa molto bella. La ascoltiamo. Gesù non guarda tanto alla grandezza delle azioni e neppure alla loro difficoltà, ma all'amore che fa compiere questi atti. Mi pare che l'abito nuziale, l'abito della festa, possa essere proprio l'amore. L'amore con il quale facciamo le piccole cose, l'amore con il quale viviamo il nostro essere, accettando anche le nostre fragilità, le nostre fatiche, ma lasciandoci incontrare da Gesù, anche queste fragilità e queste fatiche possono diventare qualcosa di grande, qualcosa di bello che ci rende aperti agli altri, pronti a fare festa, con il vestito giusto. Buona settimana.